Siamo in contatto permanente con l'ULSS e con Piave Servizi e domani appunto abbiamo l'aggiornamento verso le ore 12. Prevediamo un miglioramento della situazione anche perché una falda, tra virgolette, si sta pulendo, quella del Forcal. Ecco l'acquedotto sotto osservazione. Siamo a nord di Vittorio Veneto ed è facile capire come, con la pioggia intensa anche di oggi, una parte di fango sia entrata nelle vasche di raccolta della falda. Stessa situazione per l'altro acquedotto, controllato costantemente dai tecnici di Piave Servizi, qui sotto l'autostrada dove c'è la falda di Negrisiola. Due punti diversi dove il limo invece ha colorato ugualmente e leggermente di marrone l'acqua dei rubinetti dei Vittoriesi. Non così invece per i comuni vicini Capella Maggiore, ma qui l'acquedotto è ai piedi del Cansiglio, e Colle Umberto perché il limo si sarebbe dissolto lungo le condotte. Di certo, pur essendo un evento straordinario, per il sindaco non è pensabile che nel 2024 un po' di pioggia crei disagi a quasi 30.000 abitanti, che già da martedì hanno preso d'assalto i supermercati per approvvigionarsi di acqua in bottiglia. Con le tecniche nuove oggigiorno sarà possibile appunto studiare un sistema per evitare questa emergenza. I contatti con Piave Servizi sono continui e le interlocuzioni con il gestore, ripeto, sono permanenti. Cercheremo di trovare un accordo con Piave Servizi e studiare eventualmente delle alternative. Tant'è che una volta rientrata l'emergenza è già in calendario un incontro con il presidente Alessandro Bonet. Nel frattempo il consiglio di attenersi a quanto prescritto dall'ordinanza. Invitiamo i cittadini a utilizzare l'acqua per uso alimentare solo previa bollitura di 10-15 minuti e invece per l'uso civile possono tranquillamente usarla, ripeto, è solo in via precauzionale. Da una parte l'emergenza acquedotti, dall'altra, nonostante le forti piogge, il Fadalto ha invece superato l'esame frane. Il Fadalto ha retto il versante e vuol dire che i lavori che sono stati fatti sono stati degli ottimi interventi di sistemazione, ci sono altre piccole frane in altre zone collinari, ma insomma normale manutenzione. Comunque transenne i cartelli sempre pronti allo svincolo di Vittorio Veneto Nord, anche se chiuso per manutenzione, che comunque sarà disponibile gratuitamente in caso di chiusura del Fadalto. C'è questo accordo con Autostrade nel quale c'è, sì, nell'eventualità che si dovesse chiudere il Fadalto per emergenza si riaprirebbe immediatamente il casello di Vittorio Nord.